Al Friuli Venezia Giulia mi lega una lunghissima frequentazione, perché io sono di Venezia, nato a Venezia, ma ho passato tutte le estati della mia infanzia e della mia giovinezza a Lignano, per la precisione Pineta. Dopodiché la mia seconda assunzione da giornalista è stata a Trieste, in un giornale che si chiamava Trieste Oggi, e ho passato 25 anni della mia vita a Trieste, dove anche sono nati entrambi i miei figli. La scelta di Marano è dovuta al fatto che è una località a cavallo tra due mondi, che ha una storia molto più intensa rispetto a quella che si potrebbe intuire oggi. Oggettivamente è una località tranquilla, bella, ma insomma periferica. Su questo non ci sono dubbi, ecco. Invece ha avuto una storia molto intensa, ha avuto nel suo passato vari episodi in cui si è ritrovata al centro del mondo. Per esempio nel 1420 è stato il luogo di scambio del cosiddetto Vangelo di San Marco. E poi soprattutto la disputa del 1542, nella quale Marano ha svolto un po' un ruolo che in tempi a noi più vicini è stato quello di Danzica, cioè di una località contesa tra le maggiori potenze dell'epoca. L'impero, l'Austria, la Francia, Venezia e sullo sfondo anche i turchi, gli ottomani. È un racconto di ricostruzione storica con una formula mista, cioè è una visita del luogo oggi, quindi con un racconto, diciamo così, giornalistico di cosa si trova, di cosa si vede nella Marano di oggi, e nella Marano di oggi la ricostruzione di quello che è accaduto nel tempo passato.